Puntualissimi anche oggi, ben ritrovati in Focus TG su Rete Veneta fino alle 13:30, notizie, aggiornamenti, approfondimenti dal nostro territorio. Stiamo raccogliendo informazioni, ci collegheremo tra poco con Mestrino in provincia di Padova per un grave incidente stradale, sembra con alcuni pedoni coinvolti. Sul posto si sta recando la nostra troupe con Valentina Visentin, ma torneremo anche sul grave incidente di ieri pomeriggio a Jesolo che ha coinvolto un autobus di Lina e una vettura con due giovani 22enni, una di mussolente ferite gravemente ricoverate in ospedale. C'è molto da raccontare, apriamo anche la finestra su Palazzo Balbi a Venezia, dove è iniziata da pochi minuti la conferenza stampa del presidente Zaia. Si sta parlando di amministrazione penitenziaria, allora si dovrebbe firmare un protocollo apposito. Allora, apriamo la finestra, anche l'audio, grazie a Renzo Rigon. La dottoressa, se cortesemente ci spiega esattamente in cosa consiste questo protocollo e poi a proposito del sovraffollamento delle carceri. Si parla di sovraffollamento delle carceri, di progetti di inclusione sociale. Adesso c'è la domanda della collega e ci sarà la risposta. Sentiamo. Perfetto, raccolgo un po' tutte le domande e poi... Ci sono altre domande? Sovraffollamento e protocollo. Sempre in tema di lavoro degli operatori, nei giorni scorsi avevamo raccolto come giornale di Vicenza la denuncia di un sindacalista che specificava quanto ormai i turni, che dovrebbero essere di 6 ore per le guardie, in realtà sono di media 8. E poi c'è il grande problema anche delle aggressioni che sono esagerato dire all'ordine del giorno, però comunque sono sempre più numerose, per cui io le volevo chiedere se poteva fare il quadro anche di questi due aspetti. Grazie. Quindi Alda Vanzan, Gazzettino, Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Perfetto. Allora, per quanto riguarda il sovraffollamento, c'è il sovraffollamento direi del più o meno 30-40%, poi è difficile riuscire a dettagliarlo bene perché poi dipende da istituto a istituto. Ricordiamoci che alcuni istituti, proprio perché sono in corso ristrutturazioni, hanno una capienza diminuita rispetto alla capienza reale. È un pochino come i dati della borsa, sono sempre fluttuanti, cambiano di momento in momento. Ovviamente cosa comporta il sovraffollamento? Il sovraffollamento comporta una vivibilità minore all'interno degli istituti, cioè con maggiori difficoltà, no? Minormente non aiuta questo, ed è il primo passo. Io mi sto impegnando insieme al mio staff a ristrutturare gli istituti. Gli istituti, non tutti gli istituti, per esempio del Veneto, hanno in camera le docce. Non sono, voglio ricordare che non è un lusso avere le docce in camera, è anche un modo per stemperare le tensioni e poi un grande gesto di umanità. Pensate, in una stagione calda come questa, dover chiedere di uscire dalla stanza detentiva e andare nelle docce in comune. Quindi questo è un punto, insomma, che secondo me va sottolineato. Addirittura nelle parti che stiamo ristrutturando chiedo che venga messa l'aria condizionata. Ripeto, non è una sciccheria. Sappiamo che le temperature stanno sempre aumentando. Come garantiamo il caldo d'inverno, dobbiamo garantire il freddo d'estate. E ricordiamoci un'altra cosa, che i luoghi di cui sto parlando non sono soltanto luoghi dove le persone vengono detenuti, ma sono anche luoghi di lavoro. Ed essendo luoghi di lavoro, proprio ricollegandomi poi alle aggressioni, sicuramente se la detenzione è migliore, cala anche le tensioni, calano anche le aggressioni. Sì, ci sono le aggressioni, è ovvio, all'interno degli istituti penitenziari, soprattutto gli istituti penitenziari del nord, c'è una popolazione che è proprio l'ultima degli ultimi, ha degli agiti aggressivi, sì, ce li ha. Cerchiamo di fare in modo di preparare sempre di più gli operatori anche a evitare le reazioni, perché come ricordava il Presidente, ringraziando tutti coloro che lavorano all'interno degli istituti penitenziari. Il lavoro dell'istituto è difficile perché si è a contatto con persone che molto spesso insultano, molto spesso provocano. Noi stiamo lavorando proprio su questo, evitare le provocazioni, evitare l'insulto, cioè cercare di prevenire quelli che sono i bisogni per quello che c'è possibile.
Sì, i turni durante il periodo estivo e quando c'è carenza di personale da 6 ore passano ad 8 ore. Per fortuna è previsto nell'accordo quadro. Tutto questo viene fatto anche perché cerchiamo di coniugare quelle che sono le esigenze del personale con le esigenze dell'amministrazione. Quindi se ci sono lavoro in straordinario è proprio per dare la possibilità al personale di andare in ferie, di avere i riposi e quindi di recuperare il proprio stato psicofisico. Poi il protocollo, arriviamo invece all'argomento di oggi. Il protocollo prevede, non so Presidente se posso anticiparlo, prevede l'assunzione di 4 funzionari che dovrebbero lavorare all'interno delle case circondariali e della casa di reclusione del Veneto. Sono funzionari che si affiancheranno ai nostri funzionari giuridico-pedagogici, significa ai nostri educatori, proprio per fare un lavoro insieme più accurato su quelle che sono le competenze lavorative delle persone detenute. Questa è un'idea appunto che abbiamo elaborato insieme proprio per dare una risposta concreta a chi si deve preparare all'uscita dal carcere ed essere reinserito nella società. Quindi i funzionari sono assunti dalla Regione? Sì, i funzionari vengono assunti dalla Regione. Abbiamo pensato insieme, proprio per non calarli in un contesto che per loro è sconosciuto, di fare anche una formazione di queste persone che verranno affiancate poi dai nostri funzionari giuridico-pedagogici, tradotto in linguaggio diciamo non tecnico, educatori. Ed essendoci una dotazione finanziaria di 200.000 euro circa, si tratta di assunzioni a termine? Sono a termine, sono previste per 3 anni. Veneto Lavoro. Le fa Veneto Lavoro. Si può prendere Veneto Lavoro per 3 anni? Sì, per 3 anni. Considerate che questo noi lo consideriamo un modello che poi verrà replicato a livello nazionale. Io li ho definiti, dottoressa, facilitatori, no? Del percorso. Prego? No, ma questi fanno un altro lavoro. Però volevo fare anch'io una domanda, se posso, ma che è una domanda che farei, no? Leggendo l'articolo domani o vedendo la TV stasera, cioè mi farei questa domanda. Noi abbiamo i carceri femminili, abbiamo anche salutato prima. Cioè, quanti bambini ci sono ancora con le mamme nei carceri? Nessuno, in questo momento nessuno, per fortuna. E fino a che età possono rimanere? Allora, loro possono rimanere fino ai 6 anni. Quindi ad oggi noi non abbiamo nessuno. Non abbiamo bambini. Quando li abbiamo per fortuna una serie di convenzioni per cui i bambini stanno il meno possibile in carcere, proprio perché non vogliamo che vengano istituzionalizzati. Questo è un lavoro che stiamo facendo da anni. Sì, è un grosso dramma. Questo è un grosso dramma. Per fortuna la struttura è molto bella qua. È una struttura che per esempio ha un'entrata sua propria, per cui anche il bambino non si rende conto dell'impatto carcerario. Lavoriamo tanto sui minori, facciamo tanti percorsi per la genitorialità delle persone detenute, cioè c'è un lavoro, diciamo che è una mini città, gli istituti penitenziari sono mini città dove cerchiamo di fare il più possibile perché le persone che passano, che transitano da noi poi possano intanto conoscere un'alternativa di vita, perché tante volte davvero solo con l'amministrazione penitenziaria hanno quello che è l'avviamento al lavoro, perché magari sono persone che non hanno mai lavorato, quindi c'è tutto questo lavoro di impegno e soprattutto sui minori che sono l'anello debole e poi di tutto quello che i loro genitori hanno combinato, c'è una grande attenzione, questo lo posso assicurare e voglio ricordarlo davanti a tutti, anche grazie al volontariato e al terzo settore che è super attivo, che in questa partita, perché il carcere deve essere una partita collettiva, cioè non è una partita dell'amministrazione penitenziaria, ma come appunto dicevo in questa regione è una partita collettiva, cioè una partita di tutti noi e una partita della popolazione, se vogliamo poi anche avere più sicurezza all'esterno. Grazie. Altre domande? Un dettaglio che non ho... Presentatevi. Silvia Madiotto del Corriere del Veneto. Se questo progetto riguarda anche i carceri minorili o se sono esterni al progetto? No, non riguarda i carceri minorili perché non è competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è un altro dipartimento, quindi compete soltanto i carceri del Veneto per adulti. Altro?
Sì, nome e cognome, testata. Antonella Manna di Telenuovo. Senta, volevo chiederle, allora il protocollo viene siglato tra la Regione Veneto e il Ministero della Giustizia o no? Insomma, c'è anche una compartecipazione. Poi, in merito alla situazione più difficile che si è creata all'interno delle carceri per il Covid e quindi l'impossibilità per i detenuti di incontrare le famiglie, i figli, eccetera, eccetera. Qual è la situazione ad oggi? Che tipo di aperture anche con l'arrivo dell'autunno pensate di concedere? E su una proposta che leggevo la settimana scorsa, una serie di associazioni che gravitano e lavorano all'interno del carcere Due Palazzi di Padova lanciava la proposta per una maggiore civiltà all'interno degli istituti penitenziari di telefoni all'interno delle stanze dei detenuti delle celle sulla stregua di esempi che sono già in atto in alcuni paesi europei. È possibile? Allora, il Ministero della Giustizia, allora il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è uno dei dipartimenti del Ministero della Giustizia, quindi la firma viene fatta col Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto, che fa parte appunto del Ministero della Giustizia, è uno dei dipartimenti. E quindi questo, diciamo, è la spiegazione formale. Invece per quello che riguarda i colloqui con i detenuti, allora i colloqui dei detenuti con i loro familiari e con gli operatori durante il periodo del Covid non sono stati sospesi, cioè sono stati sospesi i colloqui visivi di persona, mentre ci si è attivati subito dall'inizio attraverso colloqui da remoto. Questo ci ha aiutato, questa esperienza, perché molte persone che non riuscivano a avere colloqui in presenza proprio perché stranieri hanno potuto in questo modo riallacciare i rapporti con i loro familiari che si trovavano lontano, anche perché questi colloqui avvenivano in alcune carceri con Skype, in altre carceri con WhatsApp, ma erano colloqui visivi, quindi avevano la possibilità di vedere a che punto la loro famiglia era, le nuove cose che venivano fatte, non so, all'interno delle abitazioni, il nuovo nipotino nato, cioè tante situazioni che invece prima, non avendo la possibilità di avere colloquio da remoto visivo, non c'era. Allora, questo settore da parte dell'amministrazione penitenziaria viene potenziato. In questo momento è stato chiesto a noi come provveditorato, che siamo l'organo di coordinamento dei direttori dei carceri, di vedere quali sono le sale, come potenziare le sale, quali apparecchiature comprare, quindi questo insieme alla possibilità adesso di avere anche i colloqui visivi, quindi non soltanto colloqui da remoto utilissimi per persone che non possono affrontare il viaggio e quindi venire a trovare i propri parenti, affiancato a questo anche la possibilità di incontrare i detenuti all'interno delle carceri nelle sale colloquie. Sale colloquio, rifacendoci un po' quello che dicevamo prima, che abbiamo sia le sale colloquie sia un'altra cosa che è l'area verde. L'area verde sono dei giardini, delle situazioni all'aperto dove le persone detenute hanno la possibilità di incontrare le loro famiglie e soprattutto i bambini. Questo per ricollegarci al discorso che faceva prima il Presidente sui minori. Telefoni in cella, diciamo che questa è una scelta non di natura tecnica, è una scelta di natura politica, quindi al limite posso, sicuramente io quello che penso personalmente è che più contatti si hanno con le persone a cui si vuol bene, con la famiglia, più sicuramente la detenzione ha un sapore diverso, cioè non diventa punitiva, strettamente punitiva, non lascia delle stigmate sulle persone, quindi è un'apertura. Stiamo attenti anche che purtroppo che con il telefono possono essere anche compiuti reati, cioè non dimentichiamoci quella parte. Quando parliamo di carcere dobbiamo parlare col cuore, un po' meno con la pancia, però guardare anche quelle che sono le reazioni. Esatto. Quindi sono scelte, diciamo, sì, può darsi che ci sia questo, allora, può darsi che ci sia questa apertura. Diciamo che io sono un tecnico, come dice? Al momento non no, al momento non ci sono i telefoni all'interno degli istituti. Sicuramente quello che
è importante che dice il coordinamento Due Palazzi, che peraltro con cui abbiamo rapporti, perché come dicevo prima e ripeto, il volontariato dà una grandissima, non è che dà una mano, è un attore insieme all'amministrazione penitenziaria, cioè quello che si vuol far passare è che non è che ci si aiuta, è un attore, cioè siamo tutti attori, il volontariato del terzo settore è un attore insieme a noi, e quindi ovviamente loro portano l'innovazione, noi ponderiamo, perché sono gli interessi che devono essere valutati, soppesati prima di fare delle decisioni che comunque sono decisioni politiche. Giacomozzo. Un'ultima cosa, dunque ci saranno questi 4 funzionari che assunti dalla Regione arrivano da Veneto Lavoro, che avranno la possibilità di fare dei colloqui con i detenuti che stanno per uscire, giusto? E quindi in che cosa si concretizzerà il loro lavoro? Individuare aree, ma poi ci saranno i progetti concreti per farli sperimentare il lavoro e un assaggio di libertà. Grazie. Sì, allora pensiamo che in realtà, per come l'abbiamo pensato, questo funzionario, questo facilitatore non si dedicherà soltanto alle persone prossime all'uscita, ma a tutti coloro che sono all'interno dell'istituto penitenziario. Ogni detenuto ha un percorso trattamentale che viene fatto da un'equipe che è presieduta dal direttore, dove c'è il funzionario giuridico-pedagogico, e si fa un programma riabilitativo. Questi facilitatori aiuteranno il programma riabilitativo proprio per l'aspetto lavorativo. Sì, poi ci sono altre iniziative, ci sono altri progetti anche di lavoro all'esterno, anche di lavoro all'interno, no? Parlavamo del terzo settore, quindi si affineranno, cioè si vedrà di capire se affinare delle competenze che sono già state apprese all'interno dell'istituto. E poi un'altra cosa che a me sta molto a cuore, di cui facevo accenno prima, è l'avviamento al lavoro, no? Dicevo prima, tante persone che entrano in carcere non hanno mai lavorato, cioè non sanno effettivamente che cos'è il lavoro, l'organizzazione del lavoro, la responsabilità che il lavoro dà, tutto questo. E anche questo che si vorrà in qualche modo proporre, non dico insegnare, proporre, perché per tante persone che entrano in carcere non conoscono le alternative. Il carcere deve proporre alternative a quella che è stata la vita fino allora condotta. Ok. E questo Grazie. dunque il passaggio principale in attesa della firma di questo protocollo che adesso procederà, insomma, come vediamo nelle immagini, da Palazzo Balbi a Venezia, l'arrivo di alcuni facilitatori, così sono stati chiamati, per favorire il reinserimento sociale dei detenuti che sono a fine pena, un protocollo che riguarda le case circondariali, le case di detenzione appunto in Veneto. Ne sapremo di più poi nelle prossime ore con altri approfondimenti. Intanto facciamo una pausa pubblicitaria, tra poco ancora con Focus TG, state con noi. E allora, dopo la finestra aperta su Palazzo Balbi a Venezia, torniamo alla nostra cronaca quotidiana. Purtroppo ancora incidenti stradali, ce n'è uno che si è verificato questa mattina a Mestrino e tra poco ci collegheremo con la nostra troupe, con Valentina Visentini, per avere gli ultimi aggiornamenti. Torniamo su quanto accaduto ieri pomeriggio invece a Jesolo Lido. Un autobus è finito nel giardino di una casa per evitare l'impatto con un'automobile. Il bilancio di 5 feriti gravi, 2 donne 22 anni a bordo della vettura, una di queste è di Mussolente. Ragazzi, c'è l'autobus dentro casa. Una scena terribile. Tutto è accaduto in pochi minuti. In via Gorizia, a Jesolo, verso le 13:30, un autobus di ATVO è entrato nel giardino di un'abitazione. Questo per tentare di evitare l'impatto con un'auto a bordo della quale si trovavano 2 ragazze di 22 anni, entrambe ricoverate in gravi condizioni. Il bilancio totale è di 5 feriti. L'autobus proveniente da Punta Sabbioni era diretto a Jesolo, a bordo una quindicina di passeggeri. All'altezza dell'incrocio con via Palladio
Palladio sopraggiungeva l'auto condotta dalla 22enne di origine ucraina, con a fianco la passeggera di Mussolente in provincia di Vicenza. Sembra che non abbia rispettato la precedenza, quindi l'autista del bus ha cercato di evitare l'impatto diretto, come racconta il vicecomandante della polizia locale. L'autobus che percorreva la via Gorizia e le due ragazze con la Y sono fuoriuscite dall'incrocio e lì c'è stato l'impatto. A seguito dell'impatto l'auto è stata scaraventata in avanti e il bus ha deviato a sinistra abbattendo la recinzione di un'abitazione e finendo nel cortile. Sul posto i sanitari del SUEM di Jesolo e 2 elisoccorso. Le ragazze sono state portate negli ospedali di Treviso e Mestre in codice rosso. L'autista, 61enne con 38 anni di servizio, all'ospedale di San Donà di Piave con una ferita alla testa. Lievi contusioni per 2 passeggeri. Sul posto, per la messa in sicurezza, i vigili del fuoco di Jesolo coadiuvati dalla gru dei colleghi di Mestre per il recupero del bus e gli agenti della polizia locale per i rilievi. È stata come una bomba, ho pensato che fosse un attentato, momenti davvero di panico e di paura per il proprietario dell'abitazione che si è trovato l'autobus nel giardino. 3 colpi, frenate, 3 colpi, come una bomba. È entrato, ha rotto la mura, è entrato poi in casa. È ancora incredulo il signor Franco, proprietario dell'abitazione di via Gorizia, che durante l'estate affitta anche a qualche turista. La paura fatica ad andarsene. Sono passate già 4 ore e ho ancora paura. Ma quando ha visto l'autobus cosa ha pensato? Che avesse visto? Io, dal colpo che ho visto io, con tutto quello che si sente in questi ultimi giorni, pensavo che fosse stato un attentato. E invece è una bomba, proprio un colpo di una bomba. E siamo venuti giù disperati. E non c'era, fortunatamente che quei 2 o 3 clienti che erano al mare, tutto sommato potevano aver preso. Possiamo essere anche contenti di come è andata. Ancora sconvolti molti dei residenti che hanno assistito alla scena. Un forte botto che non ho mai sentito una cosa così e mi sono tanto agitata. Io ho detto a mio marito, Madonna, cos'è successo? Andiamo a vedere e abbiamo visto l'autobus incastrato nella casa di fronte e la macchina qua in mezzo alla strada, così. Non aspettavo mica di vedere una cosa del genere così, cioè è una cosa proprio pazzesca. E che c'era anche la mura di cemento che dovrei anche tenere un po' di botta, insomma no. Invece se c'era una ringhiera o un recinto qualsiasi, allora sì, andavo giù per la casa. Tante volte è successo qua, anche l'anno scorso, anche 2 anni fa, perché corrono troppo forte. Continuano intanto le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente mortale di Porcia in provincia di Pordenone che è costato la vita ad un ragazzo di 15 anni travolto dall'automobile condotto da una 20enne statunitense militare della base di Aviano che è risultata positiva all'alcol test, aveva un livello più di 4 volte superiore alla norma. Si accende anche la discussione su un particolare. In quella zona il comune aveva deciso di spegnere i lampioni per il risparmio energetico. Aveva un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito, 2,09. La soldatessa americana di 20 anni di stanza alla base di Aviano, che era alla guida dell'auto che domenica notte ha travolto a Porcia il 15enne Giovanni Zanier, deceduto poco più tardi. È quanto emerso dagli accertamenti a cui la ragazza è stata sottoposta dopo la tragedia. Per lei ora un'accusa di omicidio stradale e un processo che potrebbe tenersi lontano dall'Italia, negli Stati Uniti. Nel frattempo le indagini continuano perché c'è un altro aspetto che dovrà essere chiarito nella ricostruzione. In quel punto i lampioni lungo la strada erano spenti, decisione del comune di Porcia per tagliare i costi legati all'energia elettrica. Se il buio possa aver influito sulla dinamica dell'incidente, solo gli accertamenti degli investigatori potranno chiarirlo. Quella di spegnere le luci, ha sottolineato lo stesso sindaco di Porcia, è stata una scelta fatta nel pieno rispetto della normativa e del codice della strada. E sono tanti i primi cittadini che si trovano costretti a prendere provvedimenti simili per contenere le spese comunali, in un equilibrio sempre più delicato tra bilanci da far quadrare e la sicurezza dei cittadini da garantire. Può capitare che il sindaco adotti dei provvedimenti, delle misure per limitare le spese, vedi lo spegnimento dei lampioni in determinati orari, e può capitare, perché il sindaco incrocia sempre le dita perché questo non accada, però può capitare che magari si verifichi l'incidente. E da qui ecco che chi risponde è il sindaco, perché dovrebbe sempre garantire magari la pubblica illuminazione.
ma dall'altro lato se non ha le disponibilità economiche per farlo, perché è in estrema difficoltà. Una questione che si protrae da sempre e che toglie il sonno ai sindaci, oltre a demotivare chi vuole spendersi per la cosa pubblica, continua Venturini. E perché il sindaco poi è il soggetto che prende le decisioni e che deve gestire e amministrare le risorse economiche di un comune, ma dall'altro lato è anche il soggetto che deve garantire la sicurezza nel proprio comune. Ed è difficile far conciliare, far coesistere insieme queste necessità. E qualcuno viene chiamato a rispondere e di solito è sempre il sindaco. Pagina drammatica dunque questa, che ha fatto scalpore anche a livello nazionale, proprio perché è coinvolta una militare americana, ma se ne discuterà ancora. A tempo di un'altra pausa pubblicitaria, tra poco. 12:30 in punto, ancora un'ora insieme qui su Rete Veneta in Focus TG per raccontare la cronaca, le notizie dal nostro territorio. Tra poco gli aggiornamenti sull'incidente di questa mattina a Mestrino in provincia di Padova. Intanto andiamo a Vicenza, dove ieri mattina, dopo diverse diffide della questura, il curatore fallimentare degli ex magazzini generali, Viale Fornaci, ha fatto ripulire l'area che era divenuta ricovero per senza tetto. C'era degrado, rifiuti maleodoranti, condizioni igieniche proibitive. Il personale della polizia ha presidiato l'area insieme alla polizia locale a tutela degli operai che erano impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza degli stabili. Gli accessi alla fine sono stati murati per evitare che questi stabili possano essere nuovamente rioccupati abusivamente. Ancora cronaca, tragedia in Francia, un giovane pilota di Borgorico è morto mentre accompagnava un cliente in un volo panoramico. Lo schianto in volo sopra i paesaggi dell'Île-de-France, tragedia vicino a Parigi. Un giovane pilota originario di Borgorico è morto mentre stava accompagnando un passeggero sul suo ultraleggero per una visita panoramica. La vittima è Enrico Peron, 33enne della provincia di Padova, da una decina d'anni trapiantato a Parigi. Peron, pilota esperto, aveva appena accompagnato un cliente per un volo ed era appena ripartito per un nuovo giro insieme ad un 47enne francese, rimasto anche lui vittima nello schianto. Appena pochi minuti dopo il decollo, la tragedia è in piena fase di volo a circa 50 metri da terra. L'impatto è stato potente e non ha lasciato scampo ai due. La pista dell'Aeroclub vicino al fiume Marne è stata chiusa, sul posto la gendarmerie. Le cause che hanno portato allo schianto sono ancora sconosciute. Dolore a Borgorico, dove vive la famiglia del giovane pilota. A Padova grande cordoglio per l'ultimo saluto ad Andrea Zanella, il commerciante stroncato da un malore dopo aver salvato 2 persone sulla spiaggia di Porto Ercole in Toscana. Erano in tanti a dare l'ultimo saluto ad Andrea Zanella nella chiesa di Santa Sofia a Padova. Il commerciante, lo ricordiamo, era in vacanza in Toscana e in un gesto istintivo di generosità si è gettato in acqua per salvare 2 persone, padre e figlio, in difficoltà. Purtroppo in passato il suo cuore aveva avuto qualche problema e così, tornato a riva, si è accasciato senza più riprendersi. Un gesto definito eroico da colleghi e istituzioni cittadine, ma la famiglia ha chiesto al parroco di non insistere su quel momento drammatico durante l'omelia. Vi aspetterete che io parli anche delle circostanze in cui ci ha lasciato questo nostro fratello. Ma la famiglia mi ha chiesto di non toccare questo tasto. Mi hanno detto: lasciamo stare, noi vogliamo ricordarlo per come è stato lui. In prima fila l'assessore Bressa con la fascia tricolore in rappresentanza del comune e poi tanti colleghi, autorità, amici e semplici cittadini colpiti dal gesto. Ma Zanella, come tutti gli uomini e le donne, ha ricordato il parroco, non sono solo quello che hanno fatto in un momento della loro vita, in uno slancio di generosità, ma si presentano a Dio con tutta la loro esistenza. Un uomo è quello che ha fatto durante tutta la sua vita. E tutta la sua vita, quella che viene presentata davanti a Dio. Così quando la famiglia mi ha chiesto: vogliamo ricordarlo com'era, io ho chiesto ad Adriana, la moglie, e com'era? E com'era? Era buono, era generoso, testato, era una persona che
La famiglia, per ricordare il commerciante di via Zabarella, sta raccogliendo offerte per un'associazione che si occupa di bambini malati terminali, mentre l'ACC, l'Associazione Commercianti del Centro, ha proposto una targa commemorativa e l'Associazione Orizzonti ha chiesto alla Prefettura di assegnare a Zanella la medaglia d'oro al valor civile. Ne abbiamo fatto cenno anche ieri, ma ci torniamo anche oggi a 13 anni dalla tragedia dello schianto dell'elicottero Falco a Rio Gere nel Bellunese. Grande commozione tra gli uomini del soccorso alpino, del SUAM 118, dei parenti che hanno ricordato questa drammatica pagina costata la vita a Dario De Felipe, Fabrizio Spaziani, Stefano Dal Forno e Marco Zago. Come fosse ieri, la stessa intensità, lo stesso dolore rimasti immutati nonostante da quel maledetto 22 agosto del 2009 siano passati oramai 13 anni. 13 anni dallo schianto dell'elicottero del SUAM contro i cavi della media tensione durante una missione di ricognizione nella zona di Rio Gere dopo un violento temporale che causò una frana. Era necessario scongiurare che il fiume di fango e detriti avesse coinvolto qualche escursionista. 4 minuti dopo le 15 il rotore di Falco urtò un cavo elettrico, si avvitò su se stesso e precipitò sul letto limaccioso del torrente. Nulla da quel giorno è stato come prima. Sembra ieri che alle 15.04 è arrivata questa notizia e qui non facciamo altro che purtroppo stringersi alle famiglie e teniamo sempre nei nostri cuori loro, i loro familiari e tutti quelli che in questi anni purtroppo, come ben sappiamo, sono caduti in montagna. Fabrizio Spaziani, Dario De Felipe, Marco Zago, Stefano Da Forno erano i componenti dell'equipaggio dell'elicottero del SUAM. L'inchiesta sull'incidente fu archiviata e da allora a gran voce si chiede che venga dato un senso alla legge regionale sugli ostacoli al volo che ormai ha 10 anni. Ad oggi purtroppo i decreti attuativi non sono stati licenziati e ci troviamo in questa cul-de-sac, diciamo, di questa normativa che fa fatica ad andare avanti perché bisogna allineare anche tutta Italia, non solo la Regione Veneto, ad avere questa normativa. Ce l'ha già l'Alto Adige, però va fatta a livello nazionale per mettere d'accordo tutta Italia, non è poi individuare gli aspetti comuni per tutti. In Parlamento giacciono 3 progetti di legge presentati per risolvere le criticità segnalate dal soccorso alpino. L'urgenza di una norma certa non è più procrastinabile. La tecnologia aiuta e sicuramente ci aiuterà per i prossimi anni perché l'individuazione dei cavi a bassa quota c'è già della strumentazione all'avanguardia che permette l'individuazione di alcune sezioni di cavo. Però questo non deve limitare il fatto di proseguire con la norma che è stata fatta. E intanto proprio l'elicottero Falco, quello che è in servizio a Belluno e che ha sostituito appunto quello drammaticamente distrutto 13 anni fa, da venerdì è in fermo tecnico, modalità per definire problemi segnalati da un alert che ha obbligato la sospensione dei voli sanitari. Al suo posto, fortunatamente, il servizio è svolto dall'elicottero di Dolomiti Emergency, attivato in piena estate con base operativa a Fiames di Cortina d'Ampezzo. I tecnici della società che ha in appalto il servizio di elisoccorso, la Babcock, e quelli di Airbus si stanno adoperando per identificare il problema e trovare una soluzione. Un fermo tecnico non programmato che ha costretto l'azienda sanitaria ad avviare nei confronti di Babcock una contestazione con l'applicazione delle penali previste. Torniamo nel Padovano con una baby gang di vandali che ha scorrazzato nella chiesa di Vigonza. Sarebbero un gruppo di ragazzi minorenni di 13-14 anni conosciuti nella zona e subito identificati dai carabinieri, i responsabili di un atto di vandalismo compiuto all'interno della chiesa di Pionca di Vigonza. Secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbero entrati in chiesa in 4 direttamente in sella alle biciclette e avrebbero dato fuoco a una croce di legno che si trova nel confessionale, provocando così un principio di incendio, tanto che a dare l'allarme sono stati i parrocchiani che hanno visto il fumo. Sul posto i carabinieri che sono riusciti a bloccare 2 ragazzini, già noti alle forze dell'ordine, avvisando poi i genitori. Un boccone di carne troppo grande o forse mangiato troppo in fretta, tanto è bastato domenica sera a Marco De Valier, ipovedente, per morire soffocato. La tragedia si è consumata in un locale di Bologna, zona Arcoveggio, mentre il 41enne originario di Roccapietore, che era nel capoluogo emiliano da molto tempo per lavoro, era a cena con gli amici. Inutili purtroppo le manovre operatorie. Meglio pagare il pizzo ai nigeriani e garantirsi la sicurezza contro
contro criminali e spacciatori piuttosto che essere in balia degli sbandati della strada. Lo dice uno dei portavoce dei commercianti di Via Piave a Mestre. Il mio collega ha detto di fare tipo Napoli, di pagare il pizzo ai ragazzi nigeriani che sono abbastanza bravi, sono come se fossero degli ex militari. Queste le parole shock di Ernesto, volto noto tra i ristoratori di Via Piave a Mestre, sempre in prima linea contro lo spaccio e il degrado. Riferisce come tra i commercianti si stia pensando di affidarsi alla mala africana e pagare il pizzo ai nigeriani per avere garanzia di sicurezza nella loro zona. Pagare a loro il pizzo per tenere la zona pulita. Forse cercheremo di fare questa soluzione qua. Portavoce di altri commercianti dell'area che presto potrebbero unirsi a lui e ad altri colleghi in questa disperata crociata. Certo non siamo per questa soluzione, ma purtroppo vediamo che ormai passano gli anni ed è l'unica soluzione forse che rimane. Molto probabilmente ci metteremo d'accordo, eravamo in 3 e vediamo se dopo arriviamo in 10-12 che tornano anche gli altri dalle ferie e vediamo di organizzarsi in un certo modo. Quando la disperazione porta a rimedi estremi, seppur così importanti, in un territorio, questo della sezione dei Mestre, notoriamente controllato e in mano agli spacciatori. Eccoli nel video inviatoci da un telespettatore. Qui, all'inizio di via Cappuccina, parallela di via Piave, stazionano a ridosso del sottopasso del tram, in entrambi i lati a formare una sorta di transenna umana, che pedoni e ciclisti si trovano costretti ad attraversare al centro e dove l'odore fetido di bisogni umani è così forte che prende lo stomaco con forti conati. Che purtroppo sì, spaccio, rovina una zona veramente magnifica anche come turismo. La proposta di affidarsi al pizzo dei nigeriani è considerata una specie di riduzione del danno, così come l'idea di oltre un ventennio fa realizzata dalla giunta Cacciari di togliere le prostitute da Via Piave e portarle anche in pieno giorno e dopo una lunga trattativa in via Fratelli Bandiera a Marghera per porre rimedio a una situazione che per chi vive e lavora in quell'area è diventata oramai intollerabile. L'appello a Zappalorto. Il prefetto lo sa che ci sono, dovrebbe dirlo alla politica a Roma che questi qua sono in giro. Non ne siamo in guerra, ma sembrerebbe come se fosse una guerra. Tutto qua, perciò non è possibile vivere così. Tempo di un'altra pausa pubblicitaria, tra poco ancora notizie dal Veneto, state con noi. Di nuovo bentrovati in Focus TG su Rete Veneta fino alle 13:30. Ne abbiamo parlato ieri dei controlli in zona Oltre Brenta a Noventa Padovana, in collegamento diretto anche col sindaco Marcello Bano. Ieri mattina c'è stato un blitz delle forze dell'ordine. La zona è già a fine luglio era stata teatro di una rissa in strada tra stranieri. Il blitz è scattato in mattinata nella zona di Oltre Brenta, Noventa Padovana, un controllo straordinario antidegrado che ha coinvolto polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. L'operazione ha riguardato in modo particolare una palazzina in via Col di Lana. L'operazione è la prosecuzione dei controlli che erano stati fatti in quella zona lo scorso 28 luglio dopo la rissa violenta esplosa all'esterno di un bar. 60 le persone identificate dai poliziotti della questura. Durante il controllo è stato trovato un nigeriano senza documenti portato all'ufficio immigrazione. 24 gli alloggi controllati, un appartamento in cui vive una famiglia cinese, è stato dichiarato in una norma per una serie di irregolarità del bagno e della cucina. Noi ci rivarremo sui proprietari degli immobili applicando le sanzioni e ritirando l'agibilità degli appartamenti. Su questo noi non abbiamo nessuna intenzione di transigere. È stata rinvenuta anche una telecamera che dal balcone guarda sulla strada, un occhio elettronico non consentito perché sorveglia una zona pubblica. La telecamera, tra l'altro, che poteva anche essere orientata internamente per il controllo della via, per sapere se c'erano persone gradite o non gradite, e questo ha messo in allarme la questura. Adesso i controlli continueranno, adesso in maniera più mirata, soprattutto alla luce di questo fatto, che è un fatto molto grave perché è un reato assolutamente, ma soprattutto la finalità di questa telecamera, perché metti una telecamera che guarda all'esterno per sapere, non so, perché arriva la polizia, i carabinieri, e questo non va assolutamente bene, anche perché le segnalazioni che abbiamo è che comunque questa palazzina è oggetto di spaccio. Il sindaco Bano inoltre ha confermato che da settembre proprio nella zona di Oltre Brenta verrà aperta una sede distaccata della polizia locale.
E ora da Noventa Padovana andiamo a Vicenza col bilancio dei controlli della questura, sempre in tema sicurezza. La strategia del martello pneumatico, controlli a ripetizione, i quartieri a più alta tensione sociale passati al setaccio dalle forze dell'ordine. A Vicenza, anche in questo fine settimana, la questura scende in campo con un'operazione che è durata fino alla scorsa notte inoltrata. In particolare i controlli si concentrano in Campomarzo, nel quadrilatero della stazione ferroviaria, a Parco Fornaci, in via Tecchio, nell'area verde di via Rossini, ai Giardini Salvi, a Parco Querini, in via Baden-Powell, in viale 10 giugno, a Monteberico, in Piazzale della Vittoria, in viale Riviera Berica, a Ponte Alto, nella zona di viale San Lazzaro, in corso Santi Felice e Fortunato, nel quartiere di San Pio X e in centro storico. Complessivamente vengono identificate 118 persone, di cui 43 straniere e 19 con precedenti penali o di polizia. Controllati 39 veicoli e 2 locali. Al termine delle operazioni il questore ha firmato 4 avvisi orali nei confronti di altrettanti personaggi con spiccata pericolosità sociale e 6 fogli di via obbligatori a carico di altrettanti italiani gravati da precedenti, residenti in comuni diversi e senza alcun titolo per restare a Vicenza. I controlli estivi continueranno nei prossimi giorni. Il messaggio è: non ci sono zone franche, il rispetto della legge è il fondamento del vivere civile. E a completamento di questo bilancio, sempre una volante della questura, venerdì sera verso le 22:15 in viale Venezia ha sorpreso una persona che stava trasportando a spalla il telaio di una bicicletta di valore irrisorio. L'uomo è stato identificato come un cittadino italiano nato nel 1994, destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso a fine aprile di quest'anno. Sarebbe dovuto rimanere lontano dal comune di Vicenza per 3 anni, quindi è stato indagato in stato di libertà, deferito all'autorità giudiziaria per l'inottemperanza di questo provvedimento. Torniamo nel Padovano, a Bagnoli di Sopra. I carabinieri hanno arrestato un 55enne del posto per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. I militari sono intervenuti nell'abitazione dell'uomo, che convive con gli anziani genitori, più volte minacciati per ottenere soldi. Anche davanti ai militari dell'Arma l'uomo ha cercato di aggredire il padre. Il 55enne sarà processato con rito direttissimo. Torniamo a Mestre con uno scippo nei confronti di una 70enne in viale Garibaldi. Molti, dai cittadini e la politica, chiedono pene più severe. Stava camminando sabato poco dopo le 19:30 quando un'anziana è stata scippata a Mestre. Dopo lo scippo l'anziana è stata lasciata a terra dolorante qui in viale Garibaldi, nei pressi della caserma dei Carabinieri, quando una donna, sentendo le sue grida, si è precipitata in suo soccorso. Non è la prima volta che accadono episodi simili, ecco perché la donna che ha assistito alla scena l'ha voluto raccontare con un post nella pagina Facebook 6 di Mestre Se, appellandosi allo scippatore. Mi voglio riferire direttamente a te, si legge. Mettiti una mano sulla coscienza e pensa se ci fosse stata tua madre in quella situazione. Per favore, porta quella collana alla signora e chiedile scusa. Spero con tutto il cuore che tu ti penta di ciò che hai fatto. Decine le risposte, tra chi racconta situazioni simili e chi invece invoca più determinazione della forza pubblica e maggiore rigore delle leggi, come evidenzia anche il presidente della municipalità di Favaro. È evidente che chi si candida alla guida del paese il 25 di settembre e vincerà le elezioni deve intervenire con forza e decisione su questo tema. Innanzitutto mettendo a disposizione dei fondi per assumere più forze dell'ordine affinché tutto il territorio, ma non solo questo, ma in tutta Italia in tutto il territorio venga garantita la sicurezza. Ma poi bisogna intervenire anche sulle leggi, perché è evidente che su un episodio come questo, anche se fosse stato preso lo scippatore, è incredibile che lo scippatore non sia stato preso perché era durante il giorno, c'era gente e via dicendo, però è altresì incredibile che poi, se fosse stato preso, avrebbe trascorso evidentemente al massimo 2 notti in carcere, processato per direttissima. Allora è necessario intervenire anche sulle leggi e fare in modo che ci siano delle pene più pesanti. Torniamo a Padova con una spaccata in un supermercato, la fuga rocambolesca dei ladri, ma altri colpi un po' in tutta la provincia.
Il botto dell'auto che infrange la vetrina del supermercato ha svegliato i residenti di via Plebiscito e via Viotti a Padova. Nella notte tra domenica e lunedì una banda di ladri ha tentato di rubare la cassaforte del supermercato Aldi. Usando un'auto come ariete, i malviventi hanno sfondato la vetrina, ecco quel che rimane, e poi hanno trascinato con una corda la cassaforte, troppo pesante per essere caricata nell'auto. Dopo alcuni tentativi non riusciti, 5 malviventi hanno sentito arrivare le sirene dei carabinieri allertati dai residenti e così hanno mollato il colpo abbandonando la cassaforte sul posto. I ladri sono riusciti a fuggire a bordo di 2 Alfa Romeo bianche quasi sicuramente rubate. Ne è scaturito un lungo inseguimento prima verso Vigo d'Arzere, poi in tangenziale da Limena in direzione Abano con manovre rocambolesche e tratti percorsi pericolosamente contromano. I ladri hanno abbandonato infine la macchina vicino allo stadio Uganeo e sono scappati a piedi nei campi facendo perdere le loro tracce. L'auto è stata recuperata e sequestrata dai carabinieri. Nell'ultimo periodo sono aumentati i furti anche in provincia. Nei giorni scorsi 2 colpi a Villafranca, nella frazione di Taggì, sono state svaligiate un'autoscuola e un supermercato. In provincia ad agire sembra sia una banda che si sposta a bordo di un'auto rossa. Colpi sono stati messi a segno anche in un negozio di parrucchieri ad Arlesega di Mestrino, in una farmacia di Albignasego, in un negozio di abbigliamento di Maserà e in un'attività cinese di Limena. Siamo ancora in attesa di collegarci con Mestrino, proprio in provincia di Padova, dove è accaduto questa mattina un grave incidente, quindi attendiamo comunicazioni in questo senso dalla nostra troupe che è lì sul posto. Si parla di vari feriti, pedoni, sicuramente pedoni coinvolti. Intanto, prima del prossimo servizio, diamo una notizia che riguarda il comune di Pederobba in provincia di Treviso, decorato al merito civile. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti firmato il decreto. Il percorso, spiega il sindaco Marco Turato, era iniziato nel 2007 quando l'amministrazione con l'assessore alpino Roberto Michelona aveva inoltrato al Capo dello Stato la richiesta dell'onoreficenza per ricordare il sacrificio di tanti cittadini di Pederobba rimasti vittime dei bombardamenti durante il primo conflitto mondiale. A settembre, ancora non c'è una data, il sindaco Marco Turato riceverà il prefetto di Treviso nella sala consigliare per la solenne cerimonia di consegna della medaglia. Sono invitate la cittadinanza, le associazioni d'arma con i labari. Durante la cerimonia il prefetto renderà pubbliche le motivazioni di questo provvedimento. La medaglia d'argento comparirà anche sul gonfalone del comune di Pederobba. Si avvicinano le elezioni, 25 settembre, cresce la preoccupazione dei medici padovani all'idea che molti candidati provengano da altre regioni senza quindi conoscere il territorio. La notizia di candidati a Camera e Senato da parte di tutte le forze politiche imposti dall'alto e in arrivo da fuori regione, a parte le polemiche politiche, preoccupa molto l'Ordine dei Medici di Padova, un'istituzione, l'Ordine, nato a garanzia della tutela della qualità delle cure sanitarie, che senza politici che conoscono bene il territorio e che non si sa se una volta eletti rimarranno in Veneto, esprime tutte le sue preoccupazioni. Una preoccupazione importante perché si è vista dalla compilazione delle liste che tutta una classe politica, sia di centrodestra che di centrosinistra, di Padova e Veneta, viene praticamente azzerata con la presenza sui territori di altri candidati che non appartengono alla nostra realtà. Dopo decenni di dialogo con i politici che erano espressione del territorio, insomma, i medici si domandano ora cosa accadrà. Una volta eletti nel nostro territorio, che tipo di rapporto si costruirà? Sarà così continuo come la classe politica precedente, sia di centrodestra che di centrosinistra, oppure oltre a dover ricostruire le relazioni sarà difficile incontrarli sul territorio? A leggere le dichiarazioni dei partiti e dei candidati sulla sanità dovremmo essere tutti rassicurati, poi però bisogna passare ai fatti e allora la questione è se alla politica interessa davvero la sanità. Questa è una bella domanda, perché tutti parlano di sanità dopo la pandemia,
però un ragionamento strutturato, un ragionamento strutturale, che non sono la stessa cosa rispetto alla sanità del futuro e del futuro prossimo, in realtà ancora non viene fatta. È vero, la Regione può facilitare il dialogo dei medici con i prossimi parlamentari, ma non si può sfuggire alla domanda principale. I candidati in arrivo da altre regioni rimarranno in Veneto o sono pronti a tornare in altre regioni appena eletti? Il problema è un problema di presenza. Con i fantasmi non riesce a parlare nessuno, nell'ordine dei medici, tantomeno la Regione. Allora, abbiamo quasi pronto il collegamento con Mestrino, dove un gruppo di adolescenti è stato travolto nelle scorse ore. Allora facciamo così, anticipiamo brevemente di poco la pubblicità, in modo che tra poco vi diamo proprio le ultime notizie da questo grave fatto di cronaca. Tra poco. Di nuovo bentrovati, l'ultima mezz'ora insieme in Focus TG qui su Rete Veneta. Dunque abbiamo anticipato qualche frammento di questa notizia, di questo grave incidente accaduto a Mestrino nel Padovano, e l'ennesimo di questa estate di sangue sulle strade del Veneto. Allora, per gli aggiornamenti, per le notizie e i dettagli ci colleghiamo proprio con Mestrino, sul posto dove il sinistro è accaduto, con la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno Mirko, la tragedia sfiorata lungo questa pista ciclopedonale a Mestrino. Ieri sera un'auto intorno alle 22 è piombata su questo tratto di ciclopedonale, travolgendo una decina di ragazzini che in bicicletta stavano andando alla sagra del paese. 7 i ragazzi feriti, uno è in condizioni un po' più gravi, dovrà subire anche un intervento. All'interno del cortile di questa abitazione, lo potete vedere, chiedo al collega Federico Cibotti di inquadrarla, ci sono anche le biciclette sulla quale viaggiavano i ragazzi, che sono stati poi travolti dall'auto che all'improvviso è piombata lungo questa pista ciclopedonale, travolgendoli. Alla guida c'era un ragazzo di 20 anni che è stato già interrogato e sentito dalla polizia locale del Consorzio Padova Ovest, che è intervenuta per i rilievi. Ovviamente verranno fatti tutti gli accertamenti del caso. All'improvviso, appunto per ragioni ancora sconosciute, l'auto sulla quale viaggiava il giovane ha scavalcato il cordolo, vedete ancora i segni che sono ben visibili sul marciapiede, ed è arrivata qui nel momento esatto in cui stavano passando i ragazzi. Insomma, un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori. I ragazzi 7 appunto hanno riportato delle ferite, una in maniera un po' più grave, ma dovrebbe appunto essere curato e operato in azienda ospedaliera a Padova. Nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali tutti gli aggiornamenti su questa vicenda. Vi terremo appunto aggiornati se ci saranno sviluppi, anche per capire insomma cosa è accaduto nel dettaglio. Da Mestrino è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie Federico Cibotto. Dunque, per questo aggiornamento, ennesimo episodio dunque grave di incidente sulla strada, e saranno appunto le indagini a capire, ad approfondire le cause di quanto è accaduto. Parliamo ancora di sanità, con i casi di West Nile che soprattutto a Padova e zone limitrofe si stanno moltiplicando, tanto che la provincia di Padova è la più colpita a livello nazionale. Il Veneto e in particolare la provincia di Padova sono i luoghi più colpiti dal virus West Nile, che da luglio ha già contagiato solo nel Padovano ben 136 persone. In totale in Veneto i casi sono stati 175, 9 i morti, mentre a livello nazionale i casi confermati dall'Istituto Superiore di Sanità sono 230 a partire da luglio. All'ospedale di Padova in pochi giorni sono diventati 10 pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva. Attualmente in azienda ospedaliera sono ricoverati 15 malati.
malati. Alcuni di questi pazienti ospitati in terapia intensiva sono relativamente giovani, attorno ai 50-60 anni, i restanti sono anziani colpiti duramente da questo virus che quest'anno sembra particolarmente aggressivo, ha fatto sapere il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben. Proprio l'età media dei pazienti, che si è abbassata a fronte di una media solitamente intorno agli 89 anni, desta preoccupazione nei sanitari. Nel 2018, infatti, l'anno in cui a Padova si sono registrati più contagi, i casi totali erano stati 96 e il primo era stato scoperto il giorno di Ferragosto. Il consiglio è quello di prestare attenzione e non lasciare acqua stagnante nei giardini e nelle terrazze, di usare repellenti e prodotti larvicidi nei tombini e nelle caditoie. A Padova intanto tra oggi e domani si svolgerà nelle ore notturne la disinfestazione con prodotti adulticidi in via Pinali e via Longon dopo la rilevazione di un nuovo cluster di West Nile. E intanto si moltiplicano anche i casi di vaiolo delle scimmie, sono 714 in tutta Italia, 52 in più rispetto a una settimana fa, 194 di questi sono collegati a viaggi all'estero. L'infezione continua a colpire quasi esclusivamente maschi, 704 su 714, età media 37 anni. Non ci sono decessi registrati in Italia, i casi in Veneto sono 48, ma c'è stata una vittima legata al nostro territorio, Germano Mancini, 50enne, comandante dei Carabinieri di Scorzè in provincia di Venezia, originario di Pescara, si trovava a Cuba in vacanza e appunto da quello che sembra è morto proprio per questo vaiolo delle scimmie. Si è in attesa però di conferme scientifiche di nuovi elementi. Il Ministero della Salute italiano non ha ricevuto conferme scientifiche dalle autorità sanitarie locali ed è al lavoro per acquisire elementi. Il Ministero della Salute cubano invece in un comunicato ha fatto sapere che il paziente era in condizioni critiche instabili dal 18 agosto ed è morto la sera del 21, quindi la sera di ieri. Operazione commercio sicuro a Padova, la Guardia di Finanza ha sequestrato più di 16.000 articoli in pelle non a norma. La lotta alla contraffazione non si ferma nemmeno d'estate. La Guardia di Finanza di Padova, durante i costanti controlli all'interno delle attività commerciali del centro ingrosso Cina e della zona industriale, ha sequestrato 16.450 articoli in pelle privi delle etichette o dei contrassegni recanti le indicazioni sulla composizione dei materiali. Segnalando alla Camera di Commercio padovana il rappresentante dell'azienda distributrice della merce, che ora rischia una pesante sanzione amministrativa. L'attività segnalata commercia abbigliamento e accessori che sono stati tutti sequestrati dai Baschi Verdi. L'intervento della Finanza parte dal costante monitoraggio delle attività presenti all'interno del centro ingrosso Cina per tutelare il consumatore e il Made in Italy. A Bassano in questi giorni ci sono le lavorazioni, le riprese per un film sulla vita di Tina Anselmi, che proprio la città di Bassano è stata legata per i suoi studi giovanili. Una delle zone interessate dalle riprese è quella di Viale dei Martiri e del sottostante Prato Santa Caterina. Ebbene, perché cito questi due punti della città di Bassano? Perché proprio il Prato Santa Caterina, adibito ampiamente a parcheggio ma anche a parco nella zona vicina, sarà collegato con la zona soprastante appunto di Viale dei Martiri con una monorotaia. Qualcuno la chiama ascensore ma non è il termine corretto. È arrivato finalmente l'ok della sovrintendenza. La soprintendenza ha rilasciato il parere favorevole ai fini del vincolo paesaggistico per la realizzazione del trasporto meccanico tra Prato Santa Caterina e Viale dei Martiri. Un passo considerevole questo che avvicina sempre di più la città di Bassano alla sua monorotaia, ovvero 2 cabine in vetro con capienza massima di 8 persone ciascuna per i meno tecnici, un ascensore che collegherà Prato Santa Caterina e Viale dei Martiri, uno dei tratti d'accesso alla città più frequentato da cittadini e turisti. La soprintendenza ha formulato il parere favorevole sul progetto che era stato visto in commissione consiliare il 20 gennaio di quest'anno, sul quale è stata apportata una sostanziale modifica, direi miglioria, sulla stazione di monte, che fondamentalmente vede smaterializzarsi il volume e proporsi con una sola lama in vetro che dovrebbe ricevere la cabina per favorire lo smontaggio dei passeggeri.
Un progetto questo tanto atteso e oggi sempre più concreto anche grazie ad un lavoro di sinergia tra le parti. Qui vorrei ringraziare il dottor Tinè, il sovrintendente dottor Tinè e la funzionaria architetto Campanini per le indicazioni che ci hanno dato in questi mesi per migliorare il progetto. Miglioramenti, riqualificazioni che riguarderanno anche tante scuole delle nostre città, utilizzando anche i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A Vicenza, questi fondi saranno utilizzati per 4 asili nei quartieri più popolati. Riqualificazione delle strutture scolastiche comunali. Vicenza si è appena aggiudicata un finanziamento di 8 milioni di euro dai fondi del PNRR. L'assessorato all'istruzione è stato premiato così per i progetti correttamente redatti per rinnovare 4 asili comunali. Qui noi ci abbiamo creduto, sono asili in zone estremamente popolate dove ahimè a volte ho anche richieste e liste di attesa, quindi li andavano riqualificati, ampliati, sistemati e quindi era il treno giusto da prendere, era progettare per portare a casa soldi del PNRR. La priorità è stata dunque quella di offrire risposte concrete alle liste di attesa per nidi e materne che si allungano ogni anno. La scelta è stata quella di privilegiare le strutture nei quartieri più popolati. 8 milioni di euro così suddivisi, più di 2 milioni di euro per quanto riguarda l'asilo nido di Via Turra, 1.600.000 euro per quanto riguarda quello di San Lazzaro, 2 milioni di euro per l'asilo più vetusto della città che è il Piarda, che è sempre pieno e che ha necessità estrema di essere riqualificata, in più una nuovissima struttura, recuperiamo un'ex scuola primaria della Riviera Iberica e lì creeremo ex novo un asilo nido non molto grande, però restituiremo al quartiere una struttura completamente riqualificata. A breve partiranno i lavori che consentiranno di aumentare il numero di posti disponibili. La scelta degli edifici su cui far convergere le risorse è stata difficile e ha tenuto conto dell'età dei fabbricati in rapporto ai costi stimati di adeguamento statico ed energetico, ma non solo. Il fatto che comunque soprattutto il Turra e San Lazzaro avessero anche 2 parchi ampi che ci permettessero di ipotizzare un ampliamento, una ristrutturazione. Poi per quanto riguarda invece la Riviera Iberica è una zona che per avere questo servizio o le famiglie si spostano qui in città oppure, e per fortuna, vengono aiutate dalla vicina scuola materna di Longara. Si tratta di dare invece, seguendo comunque gli obiettivi che abbiamo sempre avuto come amministrazione, un servizio in ogni quartiere. Nella zona della Riviera Iberica lì c'è necessità per le giovani coppie di avere un servizio a portata di mano. Qualcuno avrà nelle scorse settimane, una decina di giorni fa, alzato gli occhi al cielo per cercare una delle stelle cadenti, le cosiddette lacrime di San Lorenzo, intorno al 10-11 di agosto. Non ci sono solo quelle, perché in queste sere, anche abbastanza limpide e fresche, molti cittadini, non solo qui in Veneto, sono stati incuriositi da alcuni oggetti luminosi molto strani anche per la loro conformazione. Un mistero però presto svelato, vediamo. Le immagini riprese da un nostro telespettatore sabato sera verso le 22 a Campolongo sul Brenta mostrano un perfetto allineamento di oggetti luminosi in transito a velocità piuttosto sostenuta. Il fenomeno era stato già documentato in altre località di tutta Italia. Nessun mistero, nessun invasore extraterrestre o attacco missilistico, men che meno le renne di Babbo Natale fuori stagione. Si tratta di 53 satelliti lanciati dalla società SpaceX di Elon Musk, che sta costruendo una rete internet veloce Starlink orbitante attorno alla Terra. Chi se li fosse persi li potrà vedere ancora. Basta verificare il sito findstarlink.com e inserire la propria località per conoscere i prossimi passaggi. Dalle nostre parti saranno visibili per un massimo di 4 minuti, poco prima delle 10 di sera. Dal cielo alla terra, la terra e l'acqua, quella che purtroppo scarseggia in questa estate. Allora con la nostra Sharon Di Carlo, proprio sulle rive del Brenta, facciamo il punto della situazione. Buongiorno Sharon, a te la linea.
Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti i telespettatori. Come vedete siamo ai piedi del ponte di Friole e stiamo camminando sul letto ormai completamente asciutto del fiume Brenta. È stato un agosto dove ha piovuto molto, pensate paradossalmente è stato il mese più piovoso dell'anno, infatti se vedete ci sono degli scorci di acqua e vicino all'acqua troviamo il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta, Enzo Sonza. Buongiorno Presidente. Com'è la situazione? Vediamo degli scorci d'acqua dopo questo mese piovoso. Sì, vediamo un po' d'acqua, ma a 100 metri a nord non c'è niente. Quest'acqua c'è grazie a uno scarico che c'è del Consorzio di Bonifica che sta subito dopo il ponte, sta scaricando dell'acqua in eccesso perché stiamo manutentando dei canali a valle, stiamo tagliando delle erbe e quindi siamo in manutenzione. Per questo motivo, grazie anche alle piogge che ci sono state, c'è questo scarico d'acqua e si può vedere un po' d'acqua nel fiume. Si può dire che queste piogge siano servite? Sì, sono servite sicuramente perché hanno contribuito a abbassare le temperature, poi si sono fermate le irrigazioni dei primi raccolti, visto il modo del mais che è giunto a maturazione. Naturalmente si continuerà a irrigare i secondi raccolti, il mais di secondo raccolto, la soia e soprattutto i prati stabili del Destra Brenta. È arrivata troppo tardi quest'acqua? Sì, purtroppo è arrivata a metà agosto, questa ci voleva già alla fine di giugno e purtroppo molti hanno perso il raccolto, dispiace soprattutto per quelli che non hanno l'irrigazione di ruolo e quindi non hanno potuto irrigare e hanno perso i raccolti. Quanto ci vorrà per vedere il fiume Brenta come un tempo? Beh, il fiume Brenta lo sappiamo come funziona, basta una pioggia in montagna e lo vediamo come prima, come eravamo abituati a vederlo in certi mesi dell'anno. Purtroppo la cosa grave sono le falde, per quello ci vogliono settimane di pioggia per recuperare tutto quello che è stato perso e per vedere le risorgive e le falde aumentare come era fino a qualche anno fa. Ci vuole progettualità. Sì, noi lo stiamo dicendo da tempo che ci vogliono dei progetti e bisogna trasformare anche soprattutto l'irrigazione con dei sistemi che usi meno acqua, ma poi bisogna pensare a costruire nuovi invasi in montagna per trattenere l'acqua quando è in eccesso, per averli a disposizione in questi momenti. Purtroppo non è facile perché da quello che è successo in passato sappiamo che i bacini non sono sempre stati visti di buon occhio nelle nostre regioni e quindi abbiamo qualche difficoltà anche a intraprendere questo nuovo percorso, ma se vogliamo venire fuori da questa situazione è l'unico percorso possibile e immaginabile. Noi quest'anno siamo riusciti a venire fuori da una siccità così pesante grazie a quello che hanno fatto le generazioni prima di noi. La nostra generazione su questo campo non ha fatto niente, dobbiamo dircelo chiaramente in faccia. Abbiamo fatto zero per quanto riguarda il trattenere l'acqua quando è in eccesso. Abbiamo fatto molto e dobbiamo ringraziare come Consorzio la Regione Veneto per tutto quello che ha fatto quando c'è abbondanza d'acqua. Basta pensare all'evento Vaia e tutti i progetti che sono andati a buon fine e anche che stanno andando a buon fine anche in questi giorni, nuove casse di espansione, sistemazione di torrenti. Però siamo stati palesemente scarsi sotto l'aspetto del trattenere l'acqua quando è in eccesso. Secondo lei abbiamo imparato da questa situazione? Beh, se c'è una cosa buona di quest'anno della siccità è che il territorio ha risposto a delle domande che tutti quanti ci ponevamo. Ci sono molti tecnici, molti ingegneri dappertutto, è come quando una squadra gioca a calcio, sono tutti allenatori, no? E quindi sono tutti ingegneri idraulici quando si tratta di pioggia o quando si tratta di siccità. Il territorio ha dato delle risposte e ha detto chiaramente cosa bisogna fare. Bisogna fare la trasformazione dell'irrigazione, bisogna fare la ricarica della falda e fare i bacini, non ci sono storie, oppure dobbiamo dircelo chiaramente in faccia che siamo disposti a subire queste siccità senza far niente. Non ci sono altre alternative, o una cosa
o l'altra. Filosofare non serve a niente in queste condizioni. Una cosa o l'altra, è stato molto chiaro il presidente di bonifica del Consorzio Brenta. Mirko, se non ci sono altre domande, noi ti restituiamo la linea allo studio. Grazie Sharon, perfetto. Dunque aggiornamenti anche in tempo reale, proprio letteralmente sul posto, grazie anche al presidente Enzo Sonza. Parliamo ancora di acqua per la sospensione del servizio di acqua potabile nei prossimi giorni. Tra domenica 28 e lunedì 29 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua per 18 ore a causa di lavori per la sostituzione di un tratto della condotta nella comunità montana del Grappa. I comuni interessati sono Asolo, Centro Storico Zona San Martino, Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Fonte, Maser, solo località Gorghesana, Monfumo, Mussolente, via Piana d'Oriente, via Tenente Egher, via San Pietro e via Molino, Possagno, Pieve del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, solo zona Liedolo e a nord della provinciale. La sospensione partirà dalla mezzanotte di domenica, terminerà intorno alle 18 di lunedì 29. I lavori consisteranno nella sostituzione di un tratto di tubature che diventerà funzionale anche per realizzare un sottopasso ciclopedonale della futura pista ciclabile Val Cavasia che collegherà il Piave con il sentiero degli Ezzelini. Ai cittadini viene consigliato di munirsi di rifornimenti d'acqua nell'eventualità che i lavori si protraggano oltre l'orario previsto. Si invita poi, dopo il termine dei lavori, a far scorrere l'acqua per permettere alle tubazioni di pulirsi da eventuali residui di impurità. La medicina di gruppo è la soluzione verso cui punta l'ULSS 8 Berica in risposta alla mancanza crescente dei medici di famiglia. Il problema però non è distribuito in modo omogeneo, ci sono zone in cui è una vera e propria emergenza, come al quartiere Laghetto di Vicenza. La carenza dei medici di base resta un'emergenza a cui è necessario dare urgentemente risposte. Per i residenti del quartiere Laghetto in città è la priorità assoluta per una zona abitata prevalentemente da anziani. Sì, il medico è una cosa importantissima. Il problema è che a una certa età non guidano più, quindi non avere il medico diventa un problema non indifferente perché ci deve essere sempre qualcuno che li accompagna. Il medico decisamente, il discorso dei medici, sì. Gli anziani non possono andare in giro. Questo è il problema, perché io al limite posso anche spostarmi. Difatti mi sono presa un cambiato medico, ho preso in Piazzetta Gioia, però mia mamma ha 91 anni, dove a Porto. Erano comodi, certo. Però noi siamo proprio cambiato zona proprio. Medico sì, soprattutto per gli anziani. Sul territorio ci deve essere un ambulatorio. Qui l'ambulatorio storico dove prestavano servizio 4 medici è stato chiuso. Il quartiere attendeva una soluzione alternativa. Chiuso? C'è una sola. Sì, adesso hanno portato via i medici qua, hanno detto che forse li metteranno. Avevamo trovato una soluzione, sì, quella di sostituire questo ambulatorio con quello che si trova in un certo senso linea Marosticana, sì, e la quale lì era comodo per questi che avevano bisogno, almeno 2 posti. Noi abbiamo trovato i 2 posti, per dirsi, però non c'erano i dottori che volevano andare, capisci? E allora da questo è stato eliminato questo caso e in effetti si attendeva di trovare una soluzione e sono 2 anni che andiamo in cerca, insomma. In zona però i residenti chiedono anche altri interventi. Il medico e poi un po' di manutenzione al marciapiedi dove la gente frequenta, insomma. Devono rifare tutti i marciapiedi prima che si rompa la testa a qualcuno, perché ci sono anche tanti bambini qui. Certo, e anche anziani? E anche anziani. Certo, quindi la priorità per lei è? Marciapiedi da fare. E le poste, perché abbiamo visto le poste sono in una zona poco fuori qua da Laghetto dove non c'è neanche parcheggio. Qua insomma parcheggio ce n'è, sarebbe interessante avere un ufficio postale un attimino qua più vicino. Allora qua ci sono tanti cani, forse un parco per i cani, okay, in cui lasciarli liberi, perché qua davvero ce ne sono tanti e in realtà manca questo parco. Segnalazioni dunque che continuano ad arrivare alle nostre redazioni, come nel caso di un telespettatore che salendo lungo la strada Cadorna che da Borso del Grappa a Semonzo porta appunto in cima al Monte Grappa ha notato all'altezza del 7° tornante un mucchio di spazzatura bello grosso.
Una discarica a cielo aperto, pezzi di lavatrici, mobili, rifiuti di ogni genere, lì abbandonati in un angolo del settimo tornante della storica strada Cadorna che porta ad uno degli affacci più preziosi del Monte Grappa. Questa è la segnalazione di un telespettatore di Rete Veneta. Sabato pomeriggio percorrevo la strada Cadorna in prossimità di Cima Grappa e in prossimità del settimo tornante ho intravisto dell'immondizia molto estesa, in sacchetti, in parte di lavatrice, e di tutto e di più. Mi sono fermato, ho scattato qualche fotografia. Immagini che ritraggono l'amara fotografia della sempre più di moda inciviltà e poca educazione da parte dei tanti passanti della zona, un vero e proprio schiaffo gratuito ad uno degli itinerari storici e naturalistici più belli del territorio. Mi ha fatto una certa rabbia perché l'itinerario è storico, naturalistico, è un'offesa, diciamo, al territorio e alla dignità umana stessa. Rendere la città sempre più attrattiva è l'obiettivo del comune di Arzignano che assieme a quello di Chiampo, grazie al nuovo distretto del commercio, offre 75.000 euro per le attività commerciali. Arzignano punta a un rilancio in grande stile. Dopo la pandemia, dopo i lockdown e i deserti urbani, adesso è tempo di tornare con forza a vivere, a far vivere la città. Per questo la capitale della pelle, dopo aver puntato sui mercoledì by night e sui sabato pomeriggio per bambini, ora, grazie al distretto del commercio, costituito con Chiampo, lancia un bando per l'erogazione di contributi dedicati alle attività commerciali. I nostri centri cittadini, i centri storici, vivono grazie al commercio locale e alle attività commerciali presenti. In questi anni abbiamo cercato di dare aiuto e sostegno a tutte le attività. Abbiamo istituito anche il distretto del commercio Arzignano Chiampo affinché sia un punto di riferimento e possa dare a tutte le attività commerciali delle opportunità. E le opportunità ci sono. In questo caso ci sono 75.000 euro di contributi per finanziare insegne, tende esterne, pergole, attrezzature per il riscaldamento esterno, sedie, tavoli e altri elementi d'arredo di pregio. Tutte voci pensate per migliorare la qualità dei locali e dei plateatici. Un aiuto concreto per rinnovare e rendere più attrattiva l'offerta del tessuto commerciale del distretto. È importante perché questo è un momento complesso, difficile, dove bisogna crederci e buttare il cuore oltre all'ostacolo. Il comune di Arzignano c'è e stiamo dando il massimo impegno possibile per rilanciare la città a beneficio non solo delle imprese, ma anche dell'intera qualità della vita dei nostri cittadini. Il nostro itinerario di notizie ci porta ora a Marostica, dove fervono già i preparativi, i lavori in vista del ritorno dopo 2 anni di sospensione della partita a scacchi. La città si prepara con tanti eventi, ci saranno concerti e anche gli alpini con la loro fanfara. È un qualcosa che copre anche le guerre che stanno venendo. La musica porta felicità, porta tante cose. Noi non abbiamo bisogno più di guerre, ma abbiamo bisogno veramente di pace e di musica. Pace e musica, è così che la città di Marostica si prepara ad accogliere sabato 3 settembre in Piazza degli Scacchi il concerto della fanfara dei congedati della Brigata Alpina di Cadore, un grande evento firmato dall'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Marostica. 84 persone, di cui saranno 70 suonatori, perché noi abbiamo i napoleonici che non suonano, poi abbiamo i 2 cantanti che fanno solo i cantanti, poi abbiamo il maestro che dirige, il mazziere che... Ecco, cioè il complesso però di tutti i personaggi che vengono a Marostica saremo 84 persone. E saranno in tantissimi ad accogliere gli alpini in un pomeriggio ricco di appuntamenti, a partire dall'alzabandiera delle 15.30 all'attesissima sfilata in partenza da Via Panica, al carosello e fino al grande concerto della fanfara delle 20.45. Pace e musica, lo abbiamo già detto, ma anche tanta solidarietà. Abbiamo colto anche l'occasione appunto di fare questa raccolta fondi per questa associazione, per una ristrutturazione di 2 ambulatori che verranno qui a Marostica, che sarebbe la Lega dei Tumori dell'ILT. Faremo un'entrata gratuita
e all'uscita chiederemo un'offerta senza nessun impegno e senza nessun obbligo da parte di tutti. Viva gli alpini! Viva gli alpini e viva l'Italia! Chissà cosa pensano gli alpini di questo signore, sembra abbastanza giovane, che in monopattino è stato fotografato su una delle strade dei percorsi della Grande Guerra, in particolare sulla zona del Pasubio. La fotografia è stata diffusa dal Soccorso Alpino Speleologico Veneto, che ha denunciato l'episodio scatenando i commenti. Sulla strada degli eroi di guerra, in un tratto che conduce sul massiccio del Monte Pasubio, a bordo di un monociclo elettrico, a denunciare il fatto con la pubblicazione su Facebook di una foto scattata nel weekend è il Soccorso Alpino Speleologico del Veneto. Nella propria pagina ufficiale ha lasciato un post ironico, poi rimosso, dal titolo "Quando la realtà supera la fantasia", con l'immagine che immortala l'escursionista che affronta un tratto in salita prima dell'ingresso in una delle 52 storiche gallerie considerate sacre della Grande Guerra. Aspettiamo la zucca trainata dai topolini, il commento dei curatori della pagina in rete, che ha avuto una scia di commenti da parte degli internauti. Alleggeriamo ora in quest'ultima parte con altre notizie, a partire da questo salvataggio di un gattino da parte dei Vigili del Fuoco di Treviso, intervenuti dopo le segnalazioni di un'automobilista straniera che è stata allarmata proprio dal miagolio proveniente dall'interno della sua automobile durante la marcia. I pompieri hanno dovuto smontare una ruota, il relativo sottoscocca, per estrarre l'animaletto dal suo rifugio. Il gattino è stato subito adottato da un residente della zona che ha assistito alle operazioni di salvataggio. A Resana c'è stato il primo raduno nazionale per il locale Vespa Club con oltre 500 presenti. Anche per le Vespe qui a Resana. Resana accoglie queste centinaia di Vespe con i loro appassionati dei motori, delle due ruote. Più di 500 vespisti hanno partecipato al 9° Vespa Raduno a Resana la scorsa domenica. Ecco la novità di quest'anno. L'iniziativa è partita qualche anno fa tra un gruppo di amici, è cresciuta negli anni, adesso siamo al 9° Vespa Raduno di Resana, memoria il Max Passina, è il primo raduno nazionale per il Vespa Club Resana. D'altra parte, se uno scooter è stato prodotto in molti milioni di esemplari dal 1946 ad oggi e ha fatto sognare e viaggiare intere generazioni, non può che suscitare grande entusiasmo. Una bella domenica di festa per il nostro comune. Chiudiamo dopo il rombo delle Vespe con i dati del Covid, quelli pubblicati questa mattina da Azienda Zero. Sono 4.432 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono sostanzialmente stabili, c'è stata una leggera risalita, ma parliamo davvero di pochissimi casi, 52.362 la situazione. Vediamo il totale dei ricoveri. Siamo anche qui in leggero miglioramento con 5 casi in meno in terapia intensiva. Per quanto riguarda i positivi, 789 ricoverati in area medica, 38 in terapia intensiva, 12 le vittime delle ultime 24 ore. È tutto per questa edizione di Focus TG che torna domani puntuale alle 12. Vi do appuntamento con TG Bassano alle 18.50, TG Vicenza alle 19.15. Grazie per l'attenzione, buona giornata.